Diego, prego. Professor Diego Scru. A me mi interessa narrare su chi pensa, su questo terreno su che si narra da spopolamento. In una certa maniera mi ne occupo a modo mio, travagliando da tanti anni. E dunque, a ragionare in questa assemblea partecipata, la nostra risponde sempre in maniera metta bella, metta positiva. È un segnale buono, è un segnale che sa cosa più importante che abbiamo è sempre la gana di partecipare, l'intelligenza, la vistesa che abbiamo e la manifestiamo in questo, in ascoltare, in narrare ciò che pensiamo. Però non confrontare, che noi abbiamo bisogno di non confrontare, di intendere come la pensiamo, quindi se la pensiamo in maniera completamente diversa, e sto un segnale buono è ascoltare. Chi è gli scritti che narra il spopolamento? Noi se li scriviamo, noi sì. A me che hanno ido mettere via da convegno, dove a predare non viene mica amata, si sente che a noi mi dispiace, che sono cose, sì, potete pure servire, ma non serve di mettere. Se noi non siamo cramati a narrare la nostra, sullo sconvegno, sullo spopolamento, non serve. Noi si scrivono che narrare, la donna nostra, li scrivono, la famiglia nostra, li scrivono, che arregano la famiglia nostra, sul babbo e sulla nana, arregano catadie, che sono fissi, che hanno magari 20 anni, e che gli dimandano i teacchi, resta che noi hanno una possibilità di lavorare o non l'ha. La famiglia nostra li scrive. Chi mi potete però programmare questo destino di vita disaputa, questo è un destino che riguarda non solo noi, ma metà parte del suo mondo. È sempre che viene obbligata a si ingannare. Che in questo concordo che sono nato Mauro, si è sempre obbligata a si ingannare dai suoi locos, in maniera differente, che in tanto modo. Vince presentando sul modo di intervento come civiltà, come progresso. Poi scopriremo che non sono progresso, sono un'altra cosa, sono il suo destino che lo scondenna da una povertà. Ma cosa che dobbiamo fare che noi se di sapiamo la nostra, a parlare il mio, non programmare, ma adesso rallentare questo destino della disaputa che non si è stoccato. Ma cosa che dobbiamo fare noi, in vita nostra, e ma cosa che deve fare chi governa, sul governo regionale, e chi governa il Stato, e chi governa l'Europa. Magari l'Europa non si dà mai dai noi, no, non è presente solo che a noi non hanno dimanato il voto. Poi sono chi mandiamo in questo governo europeo non mi presentano mai. E che potevo fare noi, visto che siamo noi che potremmo usare o che potremmo utilizzare anche qualche cosa, o tentare di fare qualche cosa, o diverse cose, che a noi è una cosa sola per fare. Noi che potremmo usare una lampada magica dove accattiamo questa soluzione per la difficoltà nostra. Intanto stare uniti, la prima cosa che potremmo fare, uno, intanto studiare, a ragionare, però accattare risposte. Le risposte da accattare sono tante, abbastanza chieste, uno a studiare la forza economica che hanno, sono abbastanza chieste, uno inizia a progettare a tal maniera, per mantenere una ida via, no? Però a quella maniera che si sente non si lasciate andare. Non solo in questa maniera sua. Sono tante le risposte, minore, non mi ne potete dare una sola.
Donde di noi si pone a ragionare, si disponemos a ragionare, alta la capacità di avere proposte, che hanno bene un arreglo, un convegno, ma non basta, bisogna sempre arrivare al punto di esibirmare, di narrare, lavoramos, pitachimos, cominciamo a lavorare, possibilmente danno il valore a cada uno di noi, non cremando sempre tutti i schieni da ora, sempre da ora. Insieme a noi possiamo avere l'idea, avere il valore, avere le capacità e intanto che ne briare, ascoltando, possibilmente ascoltando Zosatero. E te potete fare sul governo regionale. A parere mio, sul governo regionale intanto deve essere un governo regionale. Sul governatore regionale non potete essere sul governatore di Cagliari, della regione Sardegna. E intanto sul governo regionale dovete abbaitare tutta la Sardegna. Mi sa come però, mi pare, su chi sono io, con esperienza mia, chi è governato e chi è pensato da poter governare, sono partiti, sono espressioni che hanno sposato di partecipazione per poter amministrare questa terra dove viviamo, chi noi non vi spessano, non vi pensate, perché detto nato, non vi stessa conca di questo sulla Sardegna, non vi nata progetto per questa terra, e sono di accordo, concordo, non bisogna pensare. A parere mio, per come te l'ho detto, questo partito, questi uomini che governano, questa femmina che governano la regione nostra, non danno già come te mortos. La vita nostra la vediamo come un destino naturale, che si chiede bene morire. Non danno già, in italiano si narra già per spacciato. Anzi, c'è una maniera di come ci possiamo abbaitare come questa convinzione che ha poi io, è decidere come spegnere i suoi nari e decidere in quale locos e in quale disegno si opera per noi e braicata, se vengono progettata. Se noi siamo solo locos, i nuovi sui nari, la maggior parte sui nari, in Sardegna di speso, comprendiamo che però noi non è nata disegno di possibilità di seguire a un disegno non di sviluppo, di ricchezza, di grandezza, ma di resistere come ida, come comunità, come famiglie. E te posso pensare, si devono spendere 500 milioni di euro però a modernare le ferrovie in Sardegna, 300 milioni sono destinati a ferrovia che hanno da Oristano a Sassari e Bicherena, a 200 milioni però sono destinati a elettrificare la linea Cagliari-San Gavino. E ma la linea che è andata da Macumele a Nugoro non batta manco lo sotto, e questo è il severo di concentrare un'opera, una risorsa in determinato luogo. La Sardegna è vinta a Nugoro, è vinta a Macumele, sono vinta a Salvia che hanno conosciuto sempre la ferrovia e la possono seguire a conoscere. E te pensare dell'ultimo progetto che prevede una spesa di 250 milioni di euro in la superstrada che è andata da Macumele a Sassari, realizzarne, brancarne, disegnarne chimbe ponte che deve brincare questa superstrada in chimbe punto differente. Non si ponte progettato inizia a costare 45 milioni di euro. E però questa opera noi paraunica, che parlano quasi
piramides, no? In un luogo disperdito. Sul conto non torna, che se capita una brana in Urzulei o se capita una brana in un cammino dei Baunei, narrano a saída de Urzulei o a saída de Baunei o a saída del Desolo o a saída de Oside, se capita una brana, narrata, chi non va di nare, eppure ti andrà a stare magari, non narra 40 milioni, ma ti andrà a stare senza 100.000 euro, 200.000 euro. Ecco, quando una regione decidi di governare, di amministrare una terra in questa maniera, è una maniera di amministrare dove batta un peso su mano a un'ala e a sapere non mannuta e non si può tagliare non si può io non riesco ad ascoltare che erano nei convegni del spopolamento queste persone che decidono questo tipo di sepio, questo tipo di programmazione di spesa o non sono io che decidono? Chi decide? Spero che decida il caso presidente del suo governo regionale, spero o no? Chi disegna questo? Sono stessi partiti che mi pare che in questi ultimi 30 anni sono sempre brianche e che hanno un partito è stato 30 anni brianche non resiste a governare, non bisogna da progettare. In che progetto può tenere questo partito? Chi iscrive anche a mi pare su chi legge sul giornale solo dei mediatori prendere canto di terra nostra. Poi risulta una via un'altra via che cano denere a succattare, anzi scusa, che cano denere a succattare un ospedale che poi lo pagano noi, se no magari pare che il giornale lo possa succattare, ma siamo noi che lo paghiamo. In che potremmo pensare è costoso che viene una via succattare, poi abbiamo una compagnia aerea che però non è andata a finire a Milano. E come va qualcuno che sta cercando di andare sul cinese? Beh, noi di questo non ne abbiamo nulla. Spero solo che quando si hanno da votare, che di questo non mi ne resta manco di sacratella, se il tagliuto può pensare. Il tagliuto non si può dare questo a noi, no? Questo che stanno sempre in briane. Nulla. Se si chiama briare, sono i tagliuti che non si può andare a noi. Questo è che non si può andare a briare a noi scuro. Ma è stessa cosa forse se noi non vi dobbiamo rompere, non dobbiamo stare a questo gioco, che non dobbiamo briare che io sono di questo partito e tu sei di un altro. Noi siamo una ida da difendere, questo probabilmente ida da difendere non ha, non ne conoscono, oppure si lancia in Diego.